Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi di 2 di aprile 2025. Bene, abbiamo diretto che sa figura già che le fotografie che abbiamo fatto a Saida, si presenta di voi, su che è cocolato, guarda, bello che è tutto costato, c'è pure come un pacchetto da sta a Berinne, ma è scocolato comunque, va qualche trettello in più del colore biaetino, ma siamo genie insomma. Vediamo su sta valle Nonnara, taglia a battere che grado al massimo, il minimo, coccolato tutto sadie e poi pispisanne a beda da salduasa a sa schimbe e poi tornata un po' qua a spalazzare e resta a mezzo coccolato. Bene, vediamo crasa Iovia, 17 gradi, quindi un po' scadente di oie, massimo 17, minimo 7. Insomma, a Manzano quasi sole pleno e poi un pacchetto di cocolato su orta e vie. Bene, cominciamo lo che non toccamento è dolo, che in due stoccamento è dolo, alla verità. Allora, a te la testura è scritta sa vita di repente a 68 anni e via, finché è morta Rina Mortas, mujer di Giulio Ruio con noto per lui, mamma di Giuseppe e di Antonella. Si interroga e storie 2 di aprile a sa strese e mesa in Saccheia del Santo Iugli. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta, per parte dei biscuiti. Oia. Altri toccamento e dolo de Costumanzano a 87 anni, sinché è morta Manzera Doneggio, Gattia, Farina, scusate il barbato nel baglio, mamma di Pina e di Lucia. Condolenze e pazienza, sa famiglia tutta da parte del BCTV, la correzione del letto del baglio, che se no a che brutta figura. Un attimino che entriamo a correzione. Ecco qua. Vita di repente a 68 anni. E corressimo. Modifica post, farina. Farina. Capita sa B e sa N, sa tastiera sono curza pare. Ecco qua, correttito. Altro toccamento da dare, del costo, toccamento, assegnazione complessiva di Sanno Sata 2025, chi è Cherete, chi gli è stata assegnata una conversia in Sanno Sata, deve presentare dimanda e entro il 27 di aprile a sa 7 sul modulo apposito si ritirano in sa creia di Santo Iogli o petinnero a qualcuno del suo comitato. Ammentate perché tocca di presentare la domanda entro il 27 di aprile a sa 7 di 0. Dicevamo, altro toccamento, ecco qua, è stata stappata una CRAE del Domo, che la sa perdita annetta caserma adesso carabinieri a si ritirare richieste in IE. La CRAE è facile da conoscere, io questo ho un portachiave di San Mercedes. Allora, vamos a trascorrere al denarvere ed è preciso che Crasa Battle di aprile, due missa e 20 Kim, no, Crasa, sì. Allora sì, Crasa, Pusti Crasa, scusate, non fate una probata confusione, però non è nato, ma non è nato kit, oh, yeah. No, quindi Pusti Crasa dai Subbattolo, che mi pare che poi era comunicato, no, Subbattolo di aprile a Saldecchia e Mesa,
Questa è la manifestazione generale de sos pastores e massaios sardos. Sono tres corteos, uno parte da Autogrill de Villassanta Serrenti, l'altro da località Zinnigas a Santa Giusta e il terzo Autogrill Tramazza. Chi riguarda questa zona parte da Autogrill Tramazza. I tre cortei si incontreranno nella zona industriale di Terralba dalla statale 131. Per i trattori verranno fornite indicazioni. Si chiede la massima partecipazione. Poi, a l'appuntamento, chiamo questo sul libro di Giuseppina Doneggio, che si presenta in vizi sabato 15 di aprile al Sa Sese e su Cinema Ariston. Bene. Il libro è Bambole di Betulla. Allora, andiamo adelante, siccome qui sa rassegna stampa, ecco qua, 4 nomi per la corsa di sindaco, Terzo Polo, centrodestra e civiche. Decisione entro la settimana, cioè praticamente io che sono tutto canto, pronto, dall'alto Francesca Ticca, Giuliano Sanna, Roberto Cappelli, Salvatore Piredda, sono in questa fotografia, ma binattatelo scuro, candidato Campolargo, Emiliano Fenu, parlamentare 5 Stelle, dopo aver incassato anche il sostegno della lista di Libero, oggi dalle 19 sarà nella sede del PD in via Isterita, dove terrà un dibattito con i segretari provinciali e cittadino, segretario provinciale e cittadino, cioè praticamente no, noi spoccicolini suonati. Allora, il cittadino. Marilisa Marongio e Giovanni Mossa e altri esponenti Dem, primi passi di una campagna elettorale che comincia a entrare nel vivo. Il M5 Stelle ha programmato in città anche la prima festa regionale con il presidente Giuseppe Conte, che sarà a Nur il 12 aprile e quindi non me lo perdo di sicuro. Appello, le danne del Ciriaco Feddu, non diffamò, assoluzione per Offeddu. Durante la campagna elettorale per le amministrative 2020, l'allora candidato sindaco Ciriaco Feddu, con un post sul profilo social riguardo ad alcuni finanziamenti del comune per le associazioni culturali, non diffamò nessuno. A stabilirlo ieri i giudici del Tribunale di Sassari, che in appello hanno ribadito la sentenza di primo grado assolvendo Offedo dalla diffamazione nei confronti di una delle parti civili, Marina Moncelsi, rappresentata da Monica Murro, e basta, insomma, non battatelo. Poi lo vediamo tanti articoli che veste un pacchetto preso manno. Eccolo qua, no, è stata la pagina. L'artigianato artistico può essere rilanciato ed essere linfa per l'economia dei territori. Martino Poggio, già assistente artistico dell'isola, l'isola itesente regionale, posso appunto artistico, prodotto artistico, no? Artigianato artistico, crede in una rinascita del settore. Serve una scelta coraggiosa e forte per non cancellare un pezzo della nostra identità. Tra tutto il laboratorio però artistico visto che viene cancellato. Allora, in Ochenara per esempio, Villagrande, Olassai, eccetera, eccetera, intensificarono la produzione dei tappeti, trassero in scuole locali il meglio della ceramica, con il maestro Caso, Lodda, Mele, che ripresero a far girare con intensità il tornio. E poi avete citato Dorgali contribuiva con la coltelleria, poi avete citato Olianese Mastroni, Marchi, Todd, De Logu, eccetera, eccetera, Orani, Beste Quintirano e Fald, poi Ferro Battuto,
quello del legno sempre ad Orani, Zicchi e a Desolo, che con Zanda fornirà tavoli, sedie e anche taglieri per arredare le ville della Costa Smeralda, cesti e cestini in Asfodelo fuoriuscivano dalle mani delle donne di Ololai e Olzai. Però visti praticamente non veniti citato, pure questa terra pintata, chi mi pare chi dieta meritare di essere citata, ma non veste in assoluto. Bene, andiamo da innanzi, diffamazione, assolto Ciriaco Feddu, i giudici d'appello a Sassari ribaltano la sentenza di condanna di primo grado. Il Satiro Giornale invece una conferma del primo grado, in effetti sono ribalta. I giudici secondo grado, il collegio era presieduto da Maria Teresa Lupinu, ieri, riformando la sentenza di primo grado, lo hanno assolto, così come chiedevano i suoi difensori Angelo Mucci e Giuseppe Conti. Si è concluso così a Sassari il processo di secondo grado che vedeva Ciriaco Feddu, imprenditore e scrittore sardo, a giudizio per diffamazione, secondo l'accusa iniziale che qualche anno fa era approdata in una citazione diretta a giudizio. Feddu aveva offeso anche la reputazione di Marina Molcelsi, rappresentante dell'Istituto per la Storia dell'Antifascismo, attraverso alcune frasi diffuse via Facebook nelle quali l'imprenditore contestava l'erogazione di alcuni contributi del comune, guidato allora dal sindaco Andrea Sordu, ad associazioni culturali. In primo grado dunque il giudice monocratico del Tribunale di Nuoro, Filippo Rani, aveva condannato Feddu al pagamento di 200 euro di multa e delle spese processuali. I suoi difensori Moci e Conti avevano sin dall'inizio sostenuto che nelle fasi di Feddu non vi fosse alcun intento offensivo, ma una semplice contestazione politica, e nei motivi del ricorso in appello hanno anche ribadito che in ogni caso non fosse riconoscibile la persona oggetto delle affermazioni contestate. Di tutt'altro parere l'avvocata di parte civile Monica Murru, che tutela gli interessi di Marina Molcelsi. Il legale infatti, oltre a diversi altri aspetti nella sua ricostruzione, ha ricordato anche come, al di là di tutto, facesse davvero fatica a pensare che Feddu, considerate le sue competenze professionali, non avesse contezza di ciò che scriveva. Ieri dunque il processo di secondo grado a Sassari ha toccato la sua udienza finale e la parola è passata alle parti. Il procuratore generale ha concluso chiedendo eccetera eccetera e comunque è stato assolto. Ciriaco Feddu è l'autore come dell'ultimo libro suo, Stella Mea, che è in gara sul premio Strega e chi si invenienta a essere presentato pure in vizi. Tra l'altro è un libro che è dato pure dei vizi, di una dottoressa che è in Argentina, vizichesa, che insomma è partita dai vizi, è partita e che tenia, insomma, in una vita un pochino sacrificata, ma comunque che hanno a presentare il suo libro, devo usare l'occasione di ragionare pure che disse. Tutta la Sardegna finirà inondata a Besi. La regione vara il gemello digitale dell'isola. A fine anno pronto il prototipo. Questa deve essere una proposta valida, insomma, è un punto di svolta dal percorso della regione verso la transizione digitale. Così l'assessora degli affari generali, Maria Elena Mozzo, che ieri con il direttore generale del servizio Innovazione e Sicurezza IT, Marco Melis, ha presentato la strategia regionale per il governo dei dati ed il gemello digitale della Sardegna, strumento innovativo, la cui implementazione sul territorio sardo è stata approvata dalla giunta regionale nell'ultima giunta. Il gemello digitale non è altro che la riproposizione di tutti i dati nei diversi argomenti, a tutti i livelli, in un unico organico sicuro e disponibile database. Con questa delibera, afferma l'assessora, facciamo un passo decisivo verso una Sardegna più moderna
efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini, elemento strategico della deliberazione è lo sviluppo del gemello digitale. Si tratta di un'infrastruttura digitale avanzata che, a partire da dati estratti dalle diverse piattaforme del sistema regionale e dell'integrazione con fonti esterne, è in grado di rappresentare fedelmente il territorio regionale in ambiente virtuale. I tempi per la sua realizzazione non saranno brevi e va bene, aspettiamo sul gemello digitale. Dai comuni appello alla regione, dateci più risorse per governare. Appello bipartisan nella seduta congiunta tra Consiglio regionale e CAL. CAL è il Consiglio delle autonomie locali, ma sempre scudo che non scrivono mai ite competenza esatta. Giovani medici dicono addio, questo mestiere non è vita, cioè non è una cosa, insomma, si dimettono in 3 ali punti e sennoli, 5.000 pazienti restano scoperti, il dottor Sanna, 1.500 assistiti sono insostenibili, lavoro 12 ore al giorno e quindi, insomma, è il vero, cioè non è una vita metà semplice, 1.500 pazienti che erano zichiti. Dopo il colpo a Livorno, i banditi hanno dimenticato una pistola dentro un'auto e una berretta, in modo tale che sicuramente in sardo hanno dimenticato la berretta, trovata la terza vettura usata per la rapina sull'Aurelia. Saviano è fan e hater in onda sui social. Saviano ha scritto pure qualche cosa, io pure questo non si misura sa sparaula e non vi fessa prima di scrivere. Saviano ha acceso la miccia con un video di 23 minuti pubblicato su YouTube. Lo scrittore parla degli assalti ai portavalori aggiungendo qualche dettaglio a quello che era noto da tempo. Poi la reazione della platea dei social, in cui è molto probabile che non tutti abbiano visto il video o perlomeno lo hanno inteso, è stata più la reazione è stata piuttosto scomposta. Alcuni si sono schierati con lo scrittore, altri hanno gridato allo scandalo. Don Gaetano Galla, cappellano della carcere di Bancali a Sassari, è rimasto su una posizione più pacata. Vabbè, poi Michele Pira, che è il deputato SER, perché potete pensare ciò che volete di lui, ma potrete constatare voi stessi che non ha descritto tutti i sardi, va bene, si difesa d'ufficio da Michele Pira, Giuseppe Frau, Gian Cristian Amelin, Michele Pais, che è presidente del Consiglio regionale, esponente della Lega, chiama in causa la politica. Vabbè, ha scritto qualche cosa io pure, ma non so meritevole di menzione. Assalti a portavalori, Luigi Patronaggio narrata sono bande mafiose, mentre sul contrario narrata Saviano che non si tratta di bande mafiose, da che lo sardo sono allergico a scapolo, insomma. Il procuratore sul gruppo sardo in azione in Toscana hanno le stesse caratteristiche che e sono ramificate, questo pure non va compreso. Uno tubo va compreso, però anche te sono Michele, anche te. Procuratore anche, vabbè, è procuratore mentre che si procura qualcuno può consultare. Scusate, batta ecco qua. Allora, e quindi siamo arrivati a Inocche, meno burocrazia grazie al gemello digitale, la mondialese satiro-giornale, dalla mobilità alla gestione delle risorse idriche, varata la piattaforma della regione. Abbiamo visto il test, questo gemello digitale. Allora, la Sardegna sbarca a Las Vegas, questo è Cucureggio, che è l'assessore al turismo, l'assessore regionale al turismo, Franco Cucureggio, è volato a Las Vegas per promuovere la Sardegna.
al Travel Agent Forum hanno partecipato oltre 150 agenti di viaggio e tour operator americani e canadesi che hanno assistito alla presentazione dell'isola tra mare, nautica, natura, archeologia, escursionismo, arte e grandi eventi identitari. L'esponente della giunta hanno spiegato dagli uffici di Viale Trieste a Cagliari, ha mostrato alcuni video emozionali, lasciando poi spazio alle attività dedicate alla promozione curate da due tour operator. E va bene, ecco, e vabbè. Fatture elettroniche, questo può interessare a impresa, professionista, sono entrate in vigore le nuove regole per la fatturazione elettronica. Da ieri, al posto della cosiddetta fattura spia, ovvero un documento fiscale autoprodotto al posto dell'originale non emesso, si può utilizzare il codice TD29. Si tratta di una comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate e va trasmesso entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere messa la fattura elettronica. Emessa, il TD29. Vabbè. 730 precompilati. Anche aprile sarà un mese ricco di scadenze fiscali. Tra i primi appuntamenti da segnalare in calendario c'è senza dubbio l'avvio della stagione 2025 per quel che riguarda la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Entro l'ultimo giorno del mese, infatti, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i 730 precompilato, nonché il modello per le persone fisiche titolari di partita IVA. E vabbè, andiamo da innanzi. E Feddamosi, no, che è contro di me una bomba nucleare, no, che questo diventa sensato, vabbè. E chi è scusta è Marine Le Pen, che la attenta con le mani nel sacco, come in arata, però, siccome si crede intoccabile, è stata funato 1-2 milioni di euro da essa Europa, essa è stata europeista, notate bene, però mannica dai nine e si mantiene sul partito a carico dell'Europa. Marine Le Pen contesta la sentenza che la condanna a 5 anni di ineleggibilità, ma l'ineleggibilità è una condanna che Anna Pari sa accusa di corruzione e di fura, in questo caso è uran creda, e quindi una uran creda certo non può essere presidente, candidata a presidente. Contro di me il sistema ha tirato fuori la bomba nucleare, Torra che Ruinari che era Kirmenzo, Marine Le Pen, all'indomani della condanna per i fondi al PESC, potrebbe escluderla dalla corsa all'Eliseo nel 2027. Passa al contrattacco. Non solo a parole, la leader di RN, su cui pesa il rischio di ineleggibilità per 5 anni, ha presentato un ricorso contro la sentenza della giudice Benedict De Petrulis, finita nel frattempo sotto scorta per le minacce ricevute, e torna a crederci in una nota diffusa ieri sera. La Corte d'Appello di Parigi ha infatti evocato un possibile processo di secondo grado con sentenza nell'estate 2026, che le darebbe il tempo di candidarsi per una quarta volta. Dopo le prime dichiarazioni pubbliche rese ieri a caldo, Le Pen è tornata a deplorare ciò che ritiene un'ingerenza dei magistrati nella elezione presidenziale. Bilacca sa figura il presidente francese che non ha uran creda eletta presidente. Non lasciatevi intimidire, ha ammonito, più che mai combattiva dinanzi ai suoi. Ci saremo fino alla vittoria, il sistema non riuscirà a rubarci la vittoria, a rubarci l'Eliseo, ha assicurato. Prima tocca deluppicare l'Eliseo. La controffensiva già da lunedì sera, lo Stato Maggiore leppenista ha lanciato la controffensiva sferrando un duro attacco contro le toghe, sempre non si lo stoccano, sono
giustizialista. Poi dopo una situazione che ha indotto il procuratore generale della Corte di Cassazione ad uscire dal riservo il verdetto sul caso degli assistenti del Fronte Nazionale al Parlamento Europeo e la frode di 2,9 milioni di euro. Non è una sentenza politica, ha ribadito l'alto magistrato, cioè ha funato 3 milioni di euro da essa Europa, può dare a descare sul partito suo. Questa sentenza non è politica ma giudiziaria, pronunciata da 3 magistrati indipendenti imparziali. Un verdetto assicura in conformità con la legge in applicazione dei testi votati dal Parlamento. E quindi, cara, torna che intanto Zuinari prima cosa. Trump frustrato da Putin e Zelensky, nessuno accetta le proposte di pace. In Ucraina continuano a piovere ordigni, terre rare, accordo lontano. Oiaia, oiaia, caro Trampeddu. La Sardegna avrà la legge sul fine vita, cioè il suo articolo è scapitato in cue, non l'ha poi selezionato bene. L'annuncio di Todde, saremo la seconda regione d'Italia dopo la Toscana. Vabbè, questa è una bella cosa, ve la approviamo. In arrivo i moduli carcerari, al via la gara per 1500 posti. I moduli carcerari sono cameretas, praticamente cellas che evitano l'affollamento dentro di una cella. Fanno discutere ancora prima di essere costruite le nuove celle previste dal Ministero della Giustizia per combattere il sovraffollamento. Il progetto dei moduli carcerari partirà il 10 aprile, quando è prevista la gara per le aziende che presenteranno le proposte per la realizzazione dei moduli prefabbricati. I primi 1500 saranno realizzati gradualmente con l'installazione di 400 in via sperimentale, finiti i sopralluoghi negli istituti ad Opera e Voghera, i primi luoghi dove il piano si realizzerà. Cioè, come in Sarcella la zona minorile è rebata 100 metri, ma in teatri tipo l'oculo, no? Un po' compreso. Vabbè, abbiamo capito scanto sono manna. Medici di base, nuovo bando Ares, 467 le sedi vacanze. Nevisco, adesso sindacato Fiming, narra 250.000 sardi completamente privi di assistenza. Le liste d'attesa, i numeri, eccetera, eccetera. Ora la stabilizzazione è vicina. Scrittesi che questo SOS sono in protesta e sono posto da tenna tutto il Palazzo della Regione, sono in linea da parecchio tempo. Le commissioni sanità e lavoro, le ASL rispettino le priorità, cioè praticamente sono in QEK, non sono state rispettate la graduatoria o comunque in via di assunzione, ma poi per il problema che non sono stato assunto. Enti locali in pressing altri 100 milioni per il fondo unico. L'OCI del Succal è intervenuto in consiglio. Fondamentale un patto con lo Stato. Poi Sadie 2025, Sadie che narra Sadie Sardegna, 50.000 euro a 3 comuni. Sadie Sardegna, edizione 2025, si articolerà in 3 appuntamenti. Il programma dei festeggiamenti per ricordare i moti rivoluzionari del 1793 e alcune figure storiche che caratterizzarono quei fatti è stato approvato alla Commissione Cultura del Consiglio regionale, presieduta da Camilla Soro. A disposizione per celebrare il 28 aprile ci sono 50.000 euro a valere sul fondo ordinario. Via Cagliari, eccetera, eccetera. Non possiamo stanziare ulteriori risorse, ma vediamo magari altri. I fondi saranno così distribuiti: 25.000 euro ai comuni di Cagliari per la rievocazione di Sadie, le Sacciaco, con la cacciata dei piemontesi
dal capoluogo, 15.000 euro al comune di Bono, paese di origine Giovanni Maria Gioi, 10.000 euro al comune di Alghero per il ricordo di Vincenzo Sulli. Sprenniton e Tebiache in Bussuinare. M5 Stelle a Nuoro la prima festa sarda e quindi abbiamo già piccato l'appuntamento. Kim Konshenko andiamo all'applaudire. Appuntamento il 12 aprile è atteso anche Conte, manco male, che arriva su Papa. Saviano, nessuna diffamazione della Barbagia, abbiamo già dato, lo scrittore, raccontare il crimine significa essere leali nei confronti di un territorio, cioè Giulio Becchi conta sul crimine, cioè noi stiamo a contare e stabilire come intesi conto. Dazi USA, UE non si piega, risponderemo con forza, da EOIE a Saldecche de Zero entrano in funzione dazio di Trump. Oggi il via al programma di Trump, effetti immediati. Lo scontro, tremano anche Motto e Uisc. Nel mirino Musk e la Silicon Valley, cioè sa contromisure europee sono sotto attacco Musk. Non soltanto Harley Davidson, yacht extrarusso e Bourbon in attesa di Liberation Day, che è la chiamata via di liberazione, Trump, proclamata da Donald Trump con i suoi dazi reciproci, Bruxelles mette nel mirino il cuore dell'America, la Silicon Valley, e in prima fila c'è Elon Musk, il best buddy di Trump, che dai dazi rischia un contraccolpo su Tesla e già da mesi è sotto la sorveglianza dell'UE per le incursioni scomposte nella politica continentale e per la disinformazione che circola senza freni sulla sua piattaforma. E infatti X cancellato, ma fatto una X. L'offensiva di von der Leyen, che mette nel mirino anche Meta, Apple e Amazon, parte dal cuore della sua famiglia politica, i popolari, guidati dal connazionale Manfred Weber, che sono usciti allo scoperto mettendo sul tavolo il loro consiglio strategico. Se Trump prende i mira i prodotti europei, allora Bruxelles deve rispondere colpendo i servizi americani, cioè su chi le do del Pruso, il suo servizio, Amazon, X, eccetera, eccetera. Export in Sardegna vince la paura, ordini fermi per evitare la stangata, rischio tasse fino al 200%, si teme il disastro economico. Contro di me, infatti questo bel via, l'abbiamo già visto, Mischinedda, da si usa e va bene, l'abbiamo già visto, risponderemo con forza, bella sua proposta dual via, questo giornale, e quindi amor finito, si tenova de oie, in 33 minuti, 34 minuti, oie è durato pruso de eris. Ponimos a musichetta de tancatura e nos damos l'appuntamento torna a casa. Basta. Quindi l'appuntamento lo puse inconveniente, sono la manifestazione su Pastore su Battolo e poi la presentazione del libro di Giuseppina Doneggi su Chimica. A mezzo vedere di buona tutto dai BT TV a 34 minuti e 30 secondi stancamolo